Sono pochi, anzi una minoranza, coloro che hanno aziende agricole a casa e la maggioranza degli studenti invece ha un interesse specifico per questo tipo di studi. C'era una volta il contadino, mestiere considerato tra gli ultimi nel percorso formativo dei giovani. Era il tempo dei ragionieri e dei liceali e chi frequentava le scuole di Zero Branco, Trevignano, Vazzola o Castelfranco era inevitabilmente considerato di serie B. Ma i tempi cambiano e così, complice qualche crisi finanziaria, la fine del tessile e il forte ridimensionamento del metalmeccanico nella Marca e nel contempo l'interesse per il territorio e le sue eccellenze enogastronomiche, ora si assiste ad un vero e proprio boom di giovani agricoltori, come il Domenico Sartor di San Floriano lungo la Postumia. È un problema proprio di espansione dell'istituto e di interesse degli utenti rispetto a questa offerta formativa. È un'offerta formativa che nel corso degli anni ha visto veramente un aumento di iscritti che si mantengono come trend anche in questi ultimi 2 anni, nonostante appunto il calo delle nascite. E adesso sinceramente le famiglie capiscono che è un volano, un trend positivo anche per quanto riguarda l'occupabilità, perché tutti i nostri ragazzi trovano veramente occupazione quasi subito appena escono da scuola. 14 nuove aule realizzate grazie al finanziamento della provincia di Treviso con il presidente Marcon che ha voluto partecipare a modo suo alle elezioni. Ciao a tutti ragazzi, anche se avete appena finito l'intervallo, ancora 5 minuti, siamo venuti a vedere la vostra nuova scuola, la vostra nuova ala qui e mi sembra sia venuta abbastanza bene. Cosa ne pensate? È molto bello. Peccato non esserci, vero? Esatto. Formazione agraria e orticola, ma anche sulla trasformazione per la preparazione di insaccati, composte fino ad arrivare al caseificio. Percorsi intimamente legati al territorio e all'altro settore economico costantemente in crescita, il turismo. Tutte prospettive che richiedono ulteriore espansione della scuola. Sono i lavori per la ristrutturazione e la riqualificazione dell'ex convitto Mafioli. L'ala nord verrà data in dotazione all'Istituto Domenico Sartor, lasciando gli spazi per i laboratori di trasformazione e dando, oltre alle 6 aule che attualmente sono in via provvisoria a Soranza, gli spazi per i laboratori, per gli insegnanti, per tutto ciò che manca in questo momento a Sartor.